mi trovo all'ultimo momento già salita sul treno, già tutta sistemata, anziché partire mi sento dire il treno al binario X per quella città X è cancellato. Treni cancellati senza preavviso, all'ultimo minuto, in partenza anche dalla stazione ferroviaria di Bassano, un disagio che si sta ripetendo ormai troppo spesso e che va a penalizzare i tanti pendolari che per studio, lavoro o salute devono raggiungere Venezia o Padova. Un'odissea per gli utenti. Immagini chi deve dare un esame all'università o deve fare una visita medica o un esame che sta aspettando da mesi, se non glielo rimandano, deve ritornare a fare il giro da zero. Io questo discorso l'ho anche fatto a livello politico, facendo un discorso al sindaco. Dico: guardi che questo è un problema che ci copre tutta la zona e quindi sarebbe importante che una figura come la sua, riconosciuta, va a Venezia, va a parlare col funzionario e chi dice: questa è una cosa che succede, non deve più avvenire. Anche perché il sindaco è vero che non ha la competenza delle ferrovie, ma può portare e dovrebbe portare la voce di tutta la cittadinanza. Sì, che questo io l'ho detto anche al sindaco, ho detto: è chiaro che lei non ha nei suoi compiti quello, ma siccome noi siamo sotto la sua egida, lei trasmette i nostri pensieri e i nostri pensieri non sono benevoli, perché se uno ha perso un esame all'università, che magari è anche l'ultimo, e poi deve dare la tesi, non è proprio il massimo, magari è un po' arrabbiato, quindi sarebbe da mettersi a tavolino e trovare una soluzione più indolore. Ci volete dire che il treno X e quello Y sono insicuri? Beh, allora ce lo dite prima e noi prendiamo quello prima, quello dopo, l'appuntamento prima o quello dopo. Questo è il discorso, questo è un grosso problema, anche stamattina è accaduto una cosa simile, quindi non è così ramingo, è una cosa che ricorre.